L'aspetto più interessante del laboratorio a totale automazione è legato al fatto che noi possiamo su un unico campione di sangue riuscire a portare questo campione in sequenza più strumenti, questo mantenendo comunque l'integrità del campione e senza che questo campione risulti alterato da campionamenti successivi. Questo in virtù di tutta una serie di precauzioni che vengono adottate. Ma l'aspetto che interessa di più il paziente è quello della riduzione dei volumi di prelievo. Noi abbiamo ridotto mediamente di oltre 15 ml, 15 millilitri, i campioni di sangue che vengono prelevati. Quindi, anziché fare 5 provette, attualmente riusciamo a farne soltanto 3. Questo vantaggio fa sì che ci sia anche un minor numero di provette che vengono poi inserite nel processo. Tutto questo ci ha permesso di recuperare risorse sia economiche, ma anche di ridurre l'impatto ambientale che il laboratorio ha. I numeri. I numeri sono cospicui. Noi abbiamo ridotto di 450.000 le provette utilizzate in un anno e abbiamo ridotto di 9 tonnellate i rifiuti speciali ospedalieri smaltiti. La totale automazione del laboratorio permette anche di ottimizzare quelli che sono gli impegni delle risorse umane e soprattutto delle attrezzature. Le nostre attrezzature oggi lavorano 24 ore al giorno, hanno un impiego totale e pieno, quindi il loro utilizzo è sia diurno con la routine che viene dai punti prelievo. Noi giornalmente processiamo circa 1500 prelievi ma anche la notte con tutte le urgenze che afferiscono a pronti soccorsi oppure di pazienti ricoverati in ospedale per la rianimazione e soprattutto per la medicina. In questo ambito è fondamentale anche l'apporto della microbiologia. L'aspetto microbiologico è fondamentale per poter fare diagnosi di sepsi, cioè di malattie che hanno un esito a volte anche letale. Poter fare una diagnosi precoce in questi casi è fondamentale. Come ci siamo attrezzati per questo? Con strumentazioni d'avanguardia, con personale particolarmente predisposto. Le attrezzature sono oggi in grado di poter identificare batteri in pochi minuti e questo dà un vantaggio enorme al clinico che sa quale antibiotico utilizzare su quelle specie batteriche. Un altro grandissimo passo in avanti è legato alla diagnostica molecolare. La diagnostica molecolare ci ha permesso di andare a studiare l'ultrastruttura dei batteri e dei virus e permette quindi di fare delle diagnosi certe con tempi una volta inimmaginabili. Pensate che per quello che riguarda il profilo di una sospetta meningoencefalite, malattia spesso mortale, noi possiamo avere i risultati di un pannello di patogeni nel solo 2 ore, cosa una volta assolutamente inimmaginabile.